Ti sei mai chiesto cosa si nasconde dietro certi annunci di stanze e prezzi fin troppo buoni per essere veri? Spesso purtroppo non c'è una casa, ma una truffa. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Voglio parlare con te di un problema che riguarda da vicino tantissimi ragazzi sardi e le loro famiglie. Affitti universitari a Cagliari, tra rincari e truffe sempre più diffuse. Restando fino alla fine scoprirai un caso concreto che ci fa capire quanto sia facile cadere in queste trappole. Ogni settembre infatti la città si riempie di studenti che arrivano da tutta Sardegna e non solo. La domanda cresce, i prezzi salgono e trovare una stanza diventa un'impresa. Molte rincari, c'è un pericolo più subdolo, gli annunci falsi. E non si tratta solo di storie lontane, ma di fatti accaduti proprio qui, sulle nostre pagine di cronaca locale. Io seguo ogni giorno le testate giornalistiche sarde più autorevoli e ti porto notizie che altrimenti rischiano di passare inosservate. Una di queste è proprio la vicenda di una madre e di una figlia, arrivate a Cagliari da Brucei. Cercavano una sistemazione vicino all'università e quando hanno trovato un annuncio perfetto, stanza redata, posizione ideale, prezzo competitivo, hanno pensato subito di aver fatto bingo. Il presunto proprietario sembrava credibile, inviava foto, dettagli e metteva fretta dicendo che c'era un'altra ragazza pronta a subentrare. Così madre e figlia, per paura di perdere l'occasione, hanno così deciso di fare un bonifico immediato. 1170 euro tra affitto, deposito e spese anticipate. Pochi giorni dopo, il silenzio. L'isenzionista era sparito. Ed ecco che dietro quell'annuncio si nascondeva un diciottenne di Taranto, già identificato dai carabinieri e dai feriti dell'autorità giudiziaria. Una storia che fa rabbia, ma che deve servirci da monito. Perché qui il problema non è solo la truffa, è un mercato immobiliare che mette gli studenti alle strette. Prezzi medi tra i 315 e i 500 euro per una singola stanza, contratti sempre meno destinati agli universitari e la concorrenza degli affitti brevi turistici che svuota ulteriormente l'offerta. Insomma, cercare casa a Cagliari ormai non è più solo difficile, è diventato rischioso. In conclusione ti lascio con una domanda. Credi che la Sardegna abbia bisogno di nuove regole per proteggere gli studenti o la responsabilità ricade solo sulla prudenza delle famiglie?